L'Erasmus Plus mi ha portato a Linz, in Austria, presso l'azienda Salvagnini. Ho deciso di aderire al bando Erasmus per aver modo di cogliere nuove esperienze, di imparare una nuova cultura e indubbiamente di migliorare, nel caso dell'Austria, il livello di inglese, dato che ho parlato in quella lingua. Difficile riassumere gli ultimi 2 mesi all'estero, sicuramente formativi dal punto di vista aziendale e di crescita personale visto il contesto. Indubbiamente a 20 anni, come nel mio caso, passare più di 2 mesi all'estero è stato duro all'inizio, ma dopo dalla prima settimana mi sono abituato. In azienda dal punto di vista tecnico ho imparato comunque un nuovo lavoro, in un contesto nuovo perché eseguo già un tirocinio in un'altra azienda, lì effettivamente mi sono trovato in un altro contesto aziendale, estero soprattutto, quindi con orari diversi, facevo tutt'altro, insomma, lavoravo in ufficio tecnico, seguivo la parte di documentazione. Ecco, mi sono trovato particolarmente bene. Ho effettivamente conosciuto tante persone, e con i colleghi tra l'altro c'è stato anche un buon rapporto perché sono stati i primi a consigliarmi effettivamente dove andare a visitare, mi hanno aiutato particolarmente ad ambientarmi. Tra 2 mesi sarò diplomato, sicuramente mi vedrò qui in Italia, ma lo continuo in ricerca di nuove esperienze. È un tratto del mio carattere, sono sempre alla ricerca di cose nuove, sinceramente l'estero è un qualcosa che mi entusiasma particolarmente, tanto che l'ho visto effettivamente con questa esperienza e non nego che effettivamente è una delle mie ambizioni per il futuro.